Ancora in studio, ancora conosciamo la lista di Indipendenza Veneta. Abbiamo qui con noi Donatello Cecchinato, sempre della lista di Padova. Quanto vi costa la campagna elettorale? Che anche questo è un altro tema molto di attualità. Lei ci invita a nozze come incipit. La campagna elettorale è sicuramente, se parliamo di problematiche legate alla par condicio, la campagna elettorale è uno degli elementi che misura la sproporzione tra le forze in campo. La campagna elettorale per taluni dei competitor parte già sicuramente avanzata. Abbiamo a che fare con delle vere e proprie corazzate che beneficiano dei finanziamenti pubblici e hanno per esempio per tempo già prenotati tutti gli spazi elettorali. Quindi non c'è più un cartellone per l'affissione? Non c'è un cartellone pubblicitario, io non lo dico, ma insomma tutti sanno a chi ci riferiamo, perché basta percorrere le strade a ogni angolo. Anche i cestini sono tutti occupati. E anche i cestini. E soprattutto il tema è che questo, nonostante il candidato si picchi di non richiedere finanziamenti da chi che sia, tuttavia egli può beneficiare del finanziamento pubblico garantito dal suo partito per ben 700.000 euro. Però proprio a questo tavolo ha dichiarato che è una sorta di prestito, perché la campagna elettorale sarà autofinanziata e quindi sarà restituito questo ammontare. Noi abbiamo, al i veneti hanno tanta pazienza, vedremo poi nei fatti se questi denari saranno restituiti, e non vorremmo mai che venissero magari restituiti con un ulteriore finanziamento pubblico. Quindi vi sentite penalizzati, ma partendo comunque con questa penalty, come pensate di stare comunque in gara? Perché sicuramente con il grande entusiasmo che ci connota. Taluno ci chiede come mai portiamo tutti la cravatta gialla, no? Ecco, noi cerchiamo in qualche modo di connotarci, visto che non abbiamo grandi possibilità di avere mezzi per la comunicazione, cerchiamo comunque di connotarci. Le do un'anticipazione: Padova vedrà un bellissimo evento nei primi di maggio, sarà Padova in giallo, che darà la possibilità di fatto di ricondurre questo grande evento al nostro movimento. Attraverso questi sistemi, che sono sistemi da poveri, di persone che non hanno risorse, noi contiamo di arrivare ai cittadini e agli elettori. Non possiamo sicuramente competere con coloro che appunto beneficiano delle risorse pubbliche, e dobbiamo ringraziare persone illuminate come lei ed altri che ci danno, bontà loro, degli spazi per poter presentare ai cittadini veneti questa grande opportunità di cambiamento che è rappresentata da Indipendenza Veneta. Non è bontà nostra, semplicemente credo che chi si occupa di informazione locale no, ma rispetta le regole della par condicio, cosa che magari ad altri livelli non viene rispettata, perché insomma chi c'è nel lagone è giusto che possa dire la propria opinione. Lei, io la ringrazio comunque del gesto di estrema galanteria. Lei è un neofita della politica, un libero professionista, perché ha deciso di scendere in campo con Indipendenza Veneta, e quindi lei è un rappresentante di quella società civile di cui si diceva sopra? Assolutamente sì, sono un rappresentante della società civile e sono anche un addetto ai lavori. E mi scontro quotidianamente con le difficoltà di questa terra, che ha dato molto alla restante parte del paese, che continua a dare risorse importantissime, e che paradossalmente è proprio quella terra che oggi soffre maggiormente della crisi. La redistribuzione delle ricchezze, della ricchezza prodotta dal paese, che è sicuramente un portato della solidarietà tipica poi peraltro dei veneti, perché se noi parlassimo per esempio della solidarietà in altri ambiti che non sono meramente economici, come quella per le donazioni di sangue, ci vedono come Veneto al primo punto tra i donatori di sangue. Questo sia tra gli indipendentisti che i nazionalisti. In effetti anche qui lei mi dà il destro per poterle dire che il movimento non ha una colorazione politica. Il movimento accoglie all'interno persone di buone volontà che sposino il progetto dell'indipendenza del Veneto, e quindi abbiamo bisogno di idee dei moderati, dei progressisti e dei conservatori. Quello che per esempio
vediamo che non è sufficientemente compreso dalla sinistra, che esclude a priori di poter partecipare ad un progetto del genere, dimostrando un'obbedienza di partito, almeno insomma, da quel che ci è dato di vedere. Quindi le dicevo, noi non abbiamo una colorazione politica e questa mancanza di colorazione politica ci dà anche un ampio spazio di eventuali alleanze con coloro che seriamente potranno offrirci una garanzia di pervenire alla celebrazione del referendum, perché questo è lo scopo della partecipazione a questa competizione elettorale. Referendum che resta però consuntivo, come si possa raccogliere l'opinione di una popolazione e trasformare questa opinione, questo parere, questa volontà concretamente in una indipendenza di una regione che a questo punto diventa uno Stato. Anche questa è una bellissima in uno Stato domanda. che l'Italia non mi risulta che sia uno Stato federale, perché un conto se ogni regione avesse un processo di indipendenza diventasse uno Stato federale. Cioè, com'è possibile questo passaggio? Anche qui paradossalmente si vuol dipingere l'idea di indipendenza del Veneto come una volontà di un'area geografica di staccarsi dal restante territorio nazionale per beceri motivi economici, no? Come ci hanno sempre dipinto, no? Se non siamo ubriaconi siamo beceri, soggetti egoismo che pensano... di campanilismo. Egoismo di campanilismo. In realtà non è niente di tutto questo, perché di fatto tre sono gli strumenti, gli elementi necessari per arrivare all'autodeterminazione. È l'essere un popolo, quindi il requisito soggettivo, l'essere popolo veneto. Io richiamo l'attenzione di tutti perché spesso si dimentica che la definizione di popolo veneto è codificata nello Statuto della Regione Veneto. Basti vedere l'articolo 1 e 2 dello Statuto della Regione Veneto, chiaramente approvati con leggi, con norme dello Stato, che ci riconosce come popolo veneto. Quindi il requisito soggettivo è garantito. Il riferimento normativo, il nostro riferimento normativo è il principio di autodeterminazione dei popoli, che giustamente, come dice il nostro leader che predica da tantissimo tempo, è il diritto primario, il diritto connaturato con la natura umana, è un diritto che sta sopra qualsiasi forma di diritto scritto, anche di grossa rilevanza come le Costituzioni. Quindi questo è l'elemento giuridico, il diritto internazionale. La terza considerazione, il terzo elemento è rappresentato dalla possibilità di esprimersi ed ecco quindi il riferimento al referendum per conoscere la volontà. È vero che è un referendum consultivo, ma quando questo referendum fosse celebrato, e noi siamo certi che sarà celebrato, in un modo o nell'altro siamo certissimi che sarà celebrato, quando la popolazione veneta sarà in grado di esprimersi e con le maggioranze che ci derivano dai sondaggi Ilvo Diamanti richiamato per ultimo, ecco, quando si sarà espresso e avremo questa maggioranza di cittadini che vogliono l'autodeterminazione, vogliono l'indipendenza, l'importanza politica di una manifestazione di questo tipo è irreversibile. Non si può dire tanto è una consultazione del pari, che so, della referendum sulla caccia o niente di tutto questo. È una manifestazione politica importantissima fatta da un popolo utilizzando il diritto internazionale con uno strumento assolutamente garantito per la certezza e la rilevanza che è rappresentato dal referendum. Quindi quando si manifestasse, evidentemente il significato politico e la forza politica porterebbe il Veneto all'indipendenza in modo irreversibile. Questo spiega come mai nel vostro programma c'è solo un punto, che è un punto dal quale poi si possono declinare tutti gli altri passaggi? Certo. Ci accusano di non avere un programma elettorale, di avere carenza di idee. In effetti noi non abbiamo carenza di idee, abbiamo tantissime idee, ma non vorremmo competere con le altre forze in campo cercando gli equilibrismi sull'euro piuttosto che sulla sanità. Le USL. Le USL, perfetto, da ultimo quanto detto sul numero delle ASL nel Veneto. Noi puntiamo solo ed esclusivamente a questo scopo, quello di poter dar voce ai cittadini veneti. I veneti possono avere un'idea diversa rispetto alla
indipendenza ed è un sacrosanto loro diritto quello di essere consultati. Ma altrettanto loro diritto è per quei veneti che invece pensano di doversi e di potersi autodeterminare quello di esprimersi, così come anche l'articolo 21 della Costituzione italiana garantisce. Io ringrazio Donatello Cecchinato di Indipendenza Veneta per questa precisazione. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di politica, scopriamo altri candidati. A tra poco, grazie. Grazie a loro.